Buongiorno a tutti ragazzi, stiamo andando ad Asiago, siamo ai piedi del Costo perché oggi andremo all'osteria L'Antico Termine. Non siamo mai andati e quindi è una tappa che ci manca. Vedete? Cogollo, adesso andiamo di sopra. Oggi è domenica, la giornata non dava bel tempo, prenderemo un po' di pioggia. Con l'occasione andiamo anche a vedere la casa del buon Sinna e poi riaccendo quando siamo lì nei pressi. L'osteria Antico Termine che si trova al confine tra il Veneto e il Trentino. Mi ha sempre incuriosito. È Sinna che stende l'asciugamano. Grande Sinna. Bene, adesso spegniamo e ci vediamo un po' più su. Questa mi pare che sia la barricatella. E allora facciamo un po' di analisi tecnica della barricatella. Questo è il tornante numero 6. Quando uno arriva dice ma vediamo un po', mi guarderanno, che salta un po' questo pensiero. Allora qui ci sono una serie di persone che si mettono parcheggiate con la moto e ovviamente essendo in curva guardano chi arriva. Sì, non noi perché tanto si capisce che non andiamo a fare pieghe strepitose. Dopodiché cosa abbiamo qua? Un po' di moto parcheggio, ecco questo, bravo. Persone sotto l'albero che si prendono il fresco, vedete, chiacchierano, tranquilli, qua altre moto parcheggiate. Bene, adesso andiamo indietro. Qui cosa abbiamo? Sempre moto parcheggiate. Vediamo che moto è questa. Pegaso mi pare. Qui stanno guardando il tizio, vedete. Ecco, tutti quei cellulari, una ragazza un po' annoiata, che tanto non si vedono le facce. Il ragazzo con la moto che è appena passato. Sada BMW. Una piega discreta. Ecco. E i vostri affezionati che adesso continuano il viaggio sul Costo fino alla barricata 10. Pulita, hai visto come era appesa dietro? Ah, guarda che bello qua il Costo. La vista panoramica. Hanno messo i tavolini fuori. C'è nessuno proprio, ma è chiuso. Qui stiamo per arrivare alla barricata 10. Dietro di noi abbiamo una Honda Repsol, molto carina. Qui siamo alla barricata, di solito è sempre pieno di moto. Oggi, a parte il Repsol che si fermerà, non si vede una moto. Ah, qua tra parentesi c'è un altro parcheggio più avanti per vedere il punto panoramico. Scusate, mattina presto, sono le 9 ora che sto montando e ancora, eccolo lì, si sta fermando. Trattoria Bar La Barricata, tornante 10. Proseguiamo il nostro viaggio. E siamo arrivati a Tresca Conca, è il primo paesino dopo il Costo. Ricchioti.
penso ne veniamo a vivere qua. Che bello. È freddo, amore. Si sta bene, dai. Cioè, bel freschetto. Ci si rilassa. È vero, bruciamo la legna. Si zoom, no, dobbiamo andare dritti. Quando si arriva qui sempre il suo impatto. Peccato per questa macchina. Vediamo se riusciamo a superarla. Bellissimo l'asfalto fresco che hanno messo. Ma guarda che bello. Ma mi sa che è nuova questa strada qua, perché prima si andava da sotto. Oh no, l'hanno allargata forse. Bella, bella. Una bella stradina. Hai visto? Ho toccato col piede. E qua l'escape che piega come non ci fosse un domani, anche perché l'asfalto era veramente fresco lì. Bella! Hai sentito che suono? Suono metallico rauco del 4 cilindri. Anche la nostra, dai, non è proprio la stessa cosa. C'è un buon profumo, senti, costicine, buone costicine. Quella è acqua. Mancano 17 minuti, passiamo a Camporovere. C'è un buon profumo di erba. Che qua è carino. Osteria alla Tagliata. Sì, un po' di sole, dice Giulia, finalmente, perché qua c'è un po' di fresco. Guardate che bella, bellissima questa strada. ...1100 metri di altitudine. Sto guardando il navigatore. Bello. Bellissima. Ah, che posti. Qui dovremmo essere a Gertele. Ma guarda cosa regala l'altopiano di Asiago. Le Volkswagen. Ah no, amore, infatti oggi volevo fare qualcosa di diverso. E guarda che bella questa strada, come apre. Bella africona. 2 incroci consecutivi, niente po' di meno che. Aspetta. Ecco, ecco museo, albergo Gertele. Che profumo buono di costicine. Ecco, questa era l'alternativa, cioè quella, una malga lì più avanti che si poteva fare in sterrato, e facciamo la prossima volta. Però questo mi incuriosiva, questo ristorante, perché penso sia proprio una meta dei motociclisti. C'è un parcheggio grande davanti, dovrebbe esserci. Quindi qui finisce Roana, ultimo tratto del Veneto, e poi si arriva in Trentino. Il ristorante è in Veneto, nel nostro Veneto. Rifugio Val Formica.
cima l'Arici. Fa una leggera salita. C'è una certa aria di pioggia. Oggi sono un po' smonato perché ho litigato con il benzinaio all'andata, mi ha mezzo rovinato la giornata, con un'arroganza come se fossimo stati compagni di scuola. Io, errore mio, sono entrato come faccio da 20 anni nel benzinaio per pagare col bancomat in mano, con il casco, ragazzi, perché morto di caldo. Togli e metti il casco con microfoni e tutto che ostacolano. Entro, faccio vedere col bancomat in mano e questo mi fa: togliti il casco. Gli do la carta per pagare, posiziona e aspetta, ti devi togliere il casco. Me lo tolgo, bene. Ma come mai, scusi? È per legge. È chiaro il motivo, no? Rischio rapina probabilmente, però sai, vedi uno, insomma, con l'amorosa in moto, bancomat in mano, tranquillo, fammi andare, paga sti 22 euro e fammi andare. No, niente. Comunque gli ho detto: guarda che c'è modo e modo di dire le cose, perché bastava dire per cortesia, se lavi il casco, che no, te lo devi togliere perché la legge, ma con un'antipatia. Gli ho detto: guarda, simpatico proprio. E andava avanti, non solo lui, anche la sua collega. È un benzinaio di Marghera, non posso dire dove, molto grande, nei pressi di una rotonda. Si comportano così perché non hanno bisogno di clienti, perché c'è un grande passaggio. Però, secondo me, anche quando uno ha un diritto, poteva anche avere ragione. Non è che mi ha citato l'articolo di legge e tutto, però ci fidiamo, facciamo finta che per legge non si possa. Non puoi dire a una persona: togliti il casco. Si dice: ma pari, per cortesia, si levi il casco. Stessa cosa in rotonda. Entri, tuo diritto, c'è una macchina che arriva, devi passare per forza. È un sì ma, bisogna guardarsi tutte e due. Mi è capitato di essere in macchina distratto, mi tiravo sotto una moto, ragione l'aveva lui, però vedi la macchina che arriva, anche te un attimino frena, no? Vale da ambo le parti. C'è il diritto perentorio, c'è un diritto perentorio, però nel momento in cui ti comporti o ti atteggi in maniera maleducata rispetto alla gente, nei confronti delle persone, con l'erba voglio, ordini, passi dalla parte del torto. Io non ti ho fatto niente, sono rimasto gentile anche 2 o 3 volte che continuava con quell'atteggiamento lì proprio arrogante, quindi niente, insomma, mi ha rovinato un po' la giornata. Grazie che siamo qui con la Giulia a vedere questo panorama. Fra un minuto siamo arrivati. Ci conviene portare dentro gli impermeabili, li mettiamo nei caschi. E arriviamo all'osteria del Termini. Dei goti che si prendono il sole. Osteria all'antico Termine, davanti ai parcheggi. Oggi non vediamo tante moto ma solo macchine. Ecco, poi noi mangeremo qua dentro. Questo cane è una cosa incredibile, ha abbaiato tutto il tempo, e tenete conto che là dentro siamo sotto riparati da una sorta di terrazza di cemento, e rimbombava tantissimo. Qua al parcheggio la macchina che sa proprio una montagna. Ecco, e arrivati. Qua conviene fare il giro e mettersi al contrario. Ecco, ho parcheggiato proprio benissimo, non importa. Perfetto amore, scendi pure. Ecco. E finalmente è una vita che volevo venire, guarda là.
Perché Mm? quando siamo arrivati era freddo, era sole, adesso è fatto. Eh sì, tempo di entrare. Peccato che telefono Non si fa registra il gli odori. Mangiato, microfonati, ti è piaciuto il Sì, cibo? sì. Bene, siamo qua fuori sul parcheggio vicino all'osteria. Salutire. C'è il sole. Assessore. Questa è la nostra X che ci accompagna sempre nelle mille avventure. C'è un po' di collina, tipica macchina di montagna. Lì c'è il Trentino e lì c'è la Giulia e il Veneto. Adesso con la moto, ovviamente, andiamo di là. Andremo a vedere il Forte Verle, scusate ho il sole in faccia, e dopo scendiamo un po' più avanti e andiamo a vedere il drago di Vaia. L'altra volta abbiamo visto l'aquila di Vaia e stavolta andiamo a vedere il drago, tanto per non farci mancare niente. Ecco. Speriamo che non piova. Ecco, speriamo sì che non piova, il tempo non è proprio dei migliori. Proviamo a procedere. Ok, da qua si può scendere. 1300 metri, ci sta bene. 9 minuti andiamo al Forte Verle. Finisce il Veneto, inizia il Trentino. Guardate che bello. Porco. Aspetta che qua ci si distrae un attimo. Cos'è? Il Malga Fratte, quella è la Malga Fratte. Tripudio di malghe. Ok, attorno al filo spinato. A Chiesetta. Questa strada non l'avevamo proprio mai fatta. Che l'ho messa tanto da pista di sci. Vezzena, noi dobbiamo andare alla prossima a destra. La prossima a destra. A questi tronchi qua. Forte Verle. Ristorante al Verle, che deve essere questo. E ovviamente salvo autorizzati, noi non siamo autorizzati, quindi il forte salta. A piedi ci si mette un'ora e mezza e quindi abbiamo pensato bene di tornare indietro. Abbiamo impostato la strada per andare a vedere il drago. Sarebbe anche un punto panoramico simpatico da vedere, punta sui laghi Caldonazzo, e eventualmente ci andiamo al ritorno. Ecco, guardate a destra il bivio, qua si va forte, verso il lago di Caldonazzo e le Vico Terme. Adesso noi proviamo ad andare al drago, ma la strada sarà chiusa, premesso che all'inizio sbagliamo, e quindi anche la seconda tappa ci salta. Ecco, qui a destra invece, ovviamente ignari e senza cartelli, c'era la strada per andare verso il drago e come potete vedere l'accesso è chiuso. Quindi andiamo un po' più giù, capiamo col navigatore che non è la strada corretta per arrivare al drago, anche perché il drago lo si vede da qua giù, e torneremo indietro alla vista panoramica. Questo tratto era pieno di curve bellissime che ovviamente non ho registrato. Se venite... Dove? Il drago! Bello! E dove si va? Sempre dritti? Mi fa tornare indietro però, non va mica bene.
ha chiuso, e quindi niente drago. Non ci rimane che andare a vedere a questo punto sta piovendo, Il punto Niente. panoramico che guarda i laghi di Caldonazzo e di Levico Terme. Allora qua adesso andiamo a sinistra, Caldonazzo, Lavarone, 3 minuti, tutte tappe brevi oggi. Figo. Tutto posto qua. Lago di Caldonazzo e lago di Levico Terme. Il suono dell'acqua, del temporale. Eh sì, è acqua pura quella. Adesso ci mettiamo impermeabili. Adesso ci mettiamo impermeabili. Allora Lucchetti. Bene, delle 4 tappe che volevamo fare oggi ne abbiamo fatte 2. Sta piovendo. Speriamo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.